quell'albergo è molto grosso, anche proprietario della piscina Y-40, che è quella famosa piscina utilizzata dai subacquei e dagli apneisti, quindi ha delle bollette energetiche molto importanti. Era già riuscito a mettere nelle superfici orizzontali dei pannelli fotovoltaici. Purtroppo, essendo in zona Parco dei Colli Euganei, si è visto rifiutare l'installazione di pannelli solari, anche se quelli di ultima generazione, quindi ad impatto ambientale molto basso, nella facciata verticale a sud. E quindi questo chiaramente ci pone nella condizione di essere molto dubbiosi sulle modalità con cui accelerare tutta la transizione degli hotel verso le energie rinnovabili, perché chiaramente nel breve e medio periodo sono solo due le soluzioni che gli imprenditori possono adottare. La prima è regolare i propri listini, i propri prezzi con i nuovi aumenti, diciamo così, che arrivano da parte delle materie prime e da parte dell'energia elettrica. D'altra parte costa di più la vita domestica, non può non costare di più anche la vacanza, purtroppo. E d'altra parte, evidentemente, dobbiamo accelerare la transizione alle energie rinnovabili per poter aumentare la parte energetica autoprodotta e quindi diminuire la bolletta elettrica e del gas.